cognata, economica. Sì, Margherita, non è un complimento che mi faccio, è la verità. Voi siete la fortuna, la ricchezza che sta qua. Stasera mi sono emozionato. Io più di lei le ho rubato qualche secondo del suo riposo solamente per far vedere l'affetto che secondo me il teatro le ha dimostrato. Sì, io devo dire sono onorato innanzitutto perché per la prima volta recito in questo storico teatro che è il Trianon, e quindi sono molto 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 contento di questa ospitalità, e ho una particolare emozione stasera perché interpretiamo questa cosa di Edoardo, questa commedia di Edoardo che fu l'ultima commedia che lui diresse, e in quella commedia c'ero anch'io, per cui insomma ci sono dei valori anche affettivi che mi legano ad essa, e devo dire con questa bellissima risposta del pubblico sono anche un pochino incoraggiato, quindi spero di mantenere la stessa concentrazione anche per il secondo tempo, perché noi stiamo facendo un'intervista fra primo e secondo tempo proprio per dimostrare che siamo indispensabili, la comunicazione è indispensabile per la divulgazione di questo mestiere. Ma noi lo facciamo con una sola speranza, sì, che nessun teatro abbia mai un posto vuoto. Questo è importante, anche se finché ci sarà un solo attore, un solo spettatore in teatro, noi faremo sempre questo mestiere. Noi ci auguriamo di averli pieni, ma anche se cominciassero a non essere pieni, noi comunque lavoreremo sempre. Teatro di Edoardo, interpretazione magnifica stasera. Grazie, molto gentile. È il secondo Edoardo al quale partecipo. Io vengo da un allestimento di qualche anno fa, un evento con Carlo Giuffrì Natale in Casa Cupiello, ma questo lo sento più mio perché insomma l'abbiamo vissuto con più partecipazione emotiva. Tranquillamente. Allora, noi stiamo rubando qualche secondo del vostro riposo solo per avere il piacere di comunicare questo stato d'animo. Beh, insomma, siamo tra il primo e il secondo atto praticamente, quindi siamo alla prima e capirete, immaginerete la emozione, ma non solo, ma 5 minuti. il fermento che c'è dietro le quinte, anche perché voglio dire, dopo 25 anni, questo è un testo che si rifà dopo 25 anni dalla morte di Edoardo, proprio con la sua regia, e Gigi appunto ci tiene tantissimo. Io ringrazio, credo anche da parte dei miei colleghi, Gigi perché ci ha scelto per questo, insomma, per questo viaggio insieme. Ottima scelta. Grazie, gentilissimi. Che emozione prova una giovanissima ad interpretare un grande come Edoardo? Infatti enorme, è incontenibile l'emozione, al punto tale che ci penserò stanotte. Sto cercando veramente di tenerla a bada, ma è fortissima, è una cosa, è un sogno che si avvera, e finalmente dopo anni che faccio questo lavoro, ovviamente il teatro ho cominciato col teatro ma l'ho sfiorato, poi mi sono un po' allontanata per fiction, sitcom varie, ma adesso credo di aver trovato veramente la mia strada, mi auguro, spero che spero di averlo trasmesso e che possiate dirlo tutti voi, anche il pubblico, insomma il pubblico era proprio soddisfattissimo. Ah sì, sono contenta, io ovviamente sono piccolissima accanto a Gigi che è un grande, e come dicevo anche in un'altra intervista, secondo la tecnica dei vasi comunicanti in qualche modo mi sta arrivando qualcosa di Edoardo, e quindi insomma. Una ultima domanda e poi lasciarla tranquillamente serena. Che differenza prova un artista tra una fiction e il teatro? Ma non c'è paragone, perché dunque all'inizio che tu cominci questo lavoro, qualsiasi cosa, anche solo dire 2 parole davanti a una telecamera è imbarazzante, emozionante, balbetti, palpiti, poi per fortuna l'emozione rimane sempre, però comunque impari in qualche modo a gestirla, e quindi probabilmente io ho fatto un percorso strano, perché normalmente si fanno prima tanti anni di teatro, poi si arriva alla fiction piuttosto che al cinema. Io invece ho fatto il contrario, ho fatto prima teatro, poi cinema, poi fiction, insomma tutto un ingarbugliamento che però mi ha portato oggi ad avere come dire, a dominare
più o meno quelle che sono le mie emozioni, e quindi magari anche a non farmi prevaricare da quello che quella che è l'emozione, però poi insomma da qui a farlo ce ne vuole. Padre, va bene così? Sì, mo sai che non passeggio, e mentre rintanto pensi insieme a che sta qua. Io sì. E vedi se non è vero, a qualunque ora viene, a trovare che c'hanno la casa. Si capisce, a casa poi è appassionamento.